Ecco qua, oggi faremo buon sapore con le sardelle. Ecco qua le nostre sardelle direttamente belle fresche di giornata della pescheria. Adesso ve le mostro, eccole qua. Allora, prima roba andremo a nettarle. Allora mi le netterò con le mani, senza cortei, senza forbici. Ecco, vedete, sotto l'acqua. Mettiamo via le squame. Faremo sapore di sardelle intere. Questo vuol dire che potessimo anche tirar via le spine e farle senza spine, ma oggi faremo intere. Qua abbiamo 1 chilo di sardelle belle già nettate, pronte per freezer. Mi adesso stivo le sardelle per salarle. Allora mia nonna sempre mi diceva che i vecchi piranesi, quando che comprava il pesce o lo pescava, lo portava a casa e la prima roba che faceva, lo nettava e lo salava e dopo lo metteva in tel frigo. Ecco la prima porzione. Soliamo un po' di sale. Pronte per la farina. Prepariamo l'olio per freezer le sardelle, perché prima di tutto bisogna freezerle. Adesso aspettiamo che si scaldi e intanto infariniamo le sardelle. Allora per far più facile metto la farina in un sacchettino, intanto metto dentro un po' di sardelle. Ecco che avete visto, così l'ho messo e adesso faccio così per non sporcare tutto intorno a tutte le tecce, sia più facile. Allora proviamo se l'olio deve essere ben caldo. Proviamo con una. Sì, perfetto. Ecco, mettiamo le sardelle in l'olio. Allora le nostre sardelle si sta pian pianino friggendo e nel frattempo vi spiego cosa tutto va nel sapore. Allora quando che le sardelle saranno fritte le metteremo belle su un piatto e dopo le stivaremo in una terrina. Allora si vola aglio, pepe nero in grano, sal che abbiamo già prima salato, dopo saleremo anche il nostro sugo, un po' di pan grattà, farina che abbiamo già adoperata, slaverno, rosmarino, un poco di pomidorino ma non è necessario, olio di casa di oliva, azedo bianco e quasi l'olio semplice dove che abbiamo fritto le sardelle. Ecco la nostra prima porzione di sardelle è pronta. Adesso cominciamo a stivarle una alla volta, pulito, mettiamo. Ecco, la prima fila è pronta, dopo aggiungeremo, dovremmo mettere in freezer la sivola con l'aglio, ma devo spelarla, la tagliamo a tocchettini, si tagliamo a mezzaluna, lasciamo tocchi più grandi, dopo c'è anche più bel vedere.
Mettiamo olio di oliva, ecco, e portiamo sul fuoco. Guardate che bello che frisi la siola pian pianino. Vediamo, taglio. Allora metterò anche questi pomidorini dentro, anche se ho detto prima non è proprio necessario, non è un ingrediente necessario per il sapore, però dopo alla fine viene più bel da vedere il piatto. Vado tutto a tagliare direttamente in teccia. Si anche mola un poco di acqua, un poco di sugo. Insieme un poco. Bello. Una, due, tre, quattro foglie di slaverno. Metto un poco di rosmarino. Un po' di pepe nero. Sal. Dopo aggiungeremo se mancherà. Un poco di pan gratin, così viene più fisso, poco. Un poco di vino bianco, forse avremo qua malvasia, che va bene. Assieme. Bianco e acqua, Allora dopo l'aceto metto acqua. Benissimo. E adesso lasciamo cucinare un 10-15 minuti pian pianino. Controlliamo. Oh, che bello! Che buon odore. Lasciamo ancora 5 minuti. Il nostro sughetto dovesse essere pronto, sì. Buonissimo, ecco. Distupiamo. Ecco.
E adesso mettiamo un poco di sora. Una. Adesso mettiamo la seconda fila di sardelle, stivemo dove avevamo, però guardate cosa che si resta, perché non avevamo resistito, le avevamo mangiate prima, ne si resta solo queste, mettiamo solo queste di sora. Ecco. E mettiamo ancora un poco di sugo. Caldo. E il nostro sapore è pronto.